Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato hanno eseguito, su disposizione della Procura di Reggio Emilia, un decreto di perquisizione e 2 decreti di sequestro preventivo relativi ai proventi illeciti di una presunta frode fiscale milionaria, emessi dal GIP del Tribunale Emiliano. L'attività di indagine, ribattezzata Titano, ha permesso di individuare una serie di società cartiere costituite al fine di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di terze società per consentire a queste l'evasione delle imposte sui redditi e dell'IVA a beneficio della cosiddetta consorteria criminale. Al termine delle attività di indagine è emerso come 44 società avrebbero utilizzato nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell'IVA e delle imposte dirette fatture per operazioni inesistenti ricevute dalle società cartiere per circa 62 milioni in un arco temporale che va dal 2018 al 2022. Le società cartiere sarebbero riconducibili principalmente ad un soggetto residente in provincia di Reggio Emilia, già coinvolto nell'operazione Billions, insieme ad altre persone coinvolte nella stessa inchiesta e colpite all'epoca da misure cautelari. Alla luce delle risultanze investigative è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di 8 società presenti sul territorio nazionale e di 9 dei rappresentanti legali o amministratori delle stesse società che avrebbero conseguito un profitto illecito di 6 milioni. Oltre all'esecuzione del decreto di sequestro, sono state effettuate 80 perquisizioni anche con i cash dog della Guardia di Finanza e sono state notificate le informazioni di garanzia a 50 persone fisiche denunciate a piede libero per reati fiscali.